avvantaggiato. In fuga, ma ne vedo solo uno ed è lui. È lui, come avevamo pronosticato, Gianmarco Agostini, il più forte corridore che abbiamo in Italia, vince anche questo Memorial Renzo Campanella, tutto solo a mani alzate. Gianmarco Agostini. Bravo Gian! Zambona si accontenta della seconda posizione, mentre vince il campione veneto Valerio Pavel, vince il G2 Valerio Pavel, ed ecco la volata del gruppo lanciatissimi ai 350 metri, gruppo aperto ai 60 all'ora, 100 metri all'arrivo. La soddisfazione più grande per chi organizza è vedere un gruppo che fa una manata corretta, non ci sono cadute, questo è l'importante.